Presidente, brevemente, vista l'ora. Questo è un emendamento che riguarda la questione del randagismo, cioè i nostri amici a quattro zampe, cani e gatti. In Italia più della metà delle famiglie ha animali in casa. I proprietari di cani e gatti sono il 55,6% degli italiani e per il 74% di questi vivere con fido e micio fa bene al fisico e alla mente, mentre per il 95% aiuta a combattere ansia, stress e problemi legati alla depressione e spinge a muoversi di più. Questo emendamento è teso a incrementare gli interventi di sterilizzazione per combattere il randagismo, con l'istituzione di un fondo destinato agli interventi da effettuarsi anche presso ambulatori di veterinari liberi professionisti in regime di convenzione con le ASL, comuni e le associazioni protezionistiche di animali curatrici delle colonie feline o aventi in gestione i rifugi di animali domestici o abbandonati. Grazie. Allora, a chi fa i miagoli, fa i versi a questo mio intervento, ricordo che sono della maggioranza a spanne. Ricordo che oltre a questo emendamento ce ne sono altri due, il totale della cifra richiesta è di 260.000 euro. Volevo ricordare questo, che la Lombardia, che sì, è una regione più grande del Veneto, fa 10 milioni di abitanti, noi ne facciamo 5, ha stanziato nel suo bilancio 2 milioni di euro. Ecco, volevo ricordarvi questo. Quindi... Grazie per l'intervento. Valdegamberi. Una battuta, io preferisco stare in Regione Veneto, pagare meno tasse che non finanziare certe spese in altre regioni, quindi stiamo qui, andiamo avanti questa politica, quindi niente soldi e meno tasse per la gente, che dobbiamo aiutare la gente che ha fame per casa e noi i canidi e quant'altro. Grazie. Dalla Libera. Col parere contrario del relatore metto in voto Zanoni. Allora, siccome sembra che sia uno sfizio di qualcuno presentare emendamenti del genere, volevo ricordare, cari colleghi, che si parla della legge regionale numero 60 del 1993, ma non della legge regionale della Lombardia, la legge regionale del Veneto, quindi è previsto da una nostra legge regionale. Bene, mi pare che il relatore mantenga il parere contrario. Aperta la votazione sull'84, aperta la votazione sull'84, parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. Emendamento 85, Zanoni. Sinigaglia a favore, registrato. Zanoni 85. Parere contrario del relatore, aperta la votazione sull'85. Chiusa la votazione, respinto. 86, Zanoni. Allora, questo invece era per dare un contributo ai rifugi. Allora, in Veneto ci sono rifugi che sono stati fatti con i soldi dei cittadini proprio per arginare il problema del randagismo. E serve moltissimo perché non abbiamo con questo sistema situazioni di degrado come abbiamo in certe parti, ad esempio nel sud Italia. Ci sono rifugi che dovrebbero essere restaurati, altri che dovrebbero essere costruiti. È una voce che da qualche anno non viene più finanziata. Io propongo il voto contrario perché loro sono quelli per l'eutanasia per le persone. Io propongo l'eutanasia invece per quelli dei rifugi e invece dare la vita alle persone che hanno bisogno di vivere, gli esseri umani che sono trattati peggio degli animali. Grazie per il contributo. Parere contrario